terminò l'opera della creazione. Allora, lieto di averla creata tanto bella, prese la terra tra le mani e la baciò. Là dove pose le sue labbra è la Sicilia, un'isola piena di meraviglie, tra paesaggi naturali di sogno, storia, arte e letteratura. Io compii un primo viaggio in questa terra circa 40 anni fa e rimasi profondamente colpita dalla varietà dei suoi paesaggi marini, con spiagge ora biancheggianti, ora nere, dei paesaggi montani e vulcanici, con la montagna che si scorge quasi ovunque, con gole profonde, frutto di movimenti tettonici millenari e distese di profumati agrumeti. Chi vi è stato anche una sola volta sente per sempre verso di essa quella nostalgia fortissima che qualcuno chiama mal di Sicilia, che lo spinge a tornare e a ritornare sempre. Finalmente, nel febbraio del 2015, mi si è presentata l'occasione per compiere un altro viaggio in Sicilia, a cui ne sono seguiti poi altri ancora negli anni successivi. Con questo racconto voglio presentare alcune immagini dei miei viaggi recenti in quest'isola. Immagini nate dalle scelte emotive che si affastellano nella mia mente, precisando che, comunque, il modo in cui raccontiamo un viaggio è sempre il riflesso della nostra anima. È il viaggio, infatti, che costruisce i nostri ricordi, la nostra memoria, tutte quelle immagini indelebili che porteremo con noi per il resto della vita. E le foto più belle sono proprio quelle scattate con il cuore.